E siamo qui anche questa sera per inaugurare questa meravigliosa festa che è alla 17ª edizione, la festa dei Bisi di Baone. Una festa che, come dicevo prima, è un'occasione per la promozione importantissima del territorio, delle sue eccellenze. Di cui i Bisi sono, diciamo, come dire, proprio una pietra di diamante. Invitiamo tutti quanti a parteciparvi. Questa sarà anche un'occasione per la solidarietà, difatti ci sarà una importante manifestazione di solidarietà per Team for Children, che è un'organizzazione ONLUS che si occupa dei bambini malati di leucemia. I Bisi di Baone sono una delle produzioni tipiche dei Colli Euganei. La Camera di Commercio tempo fa li ha sostenuti anche da un punto di vista economico. Oggi purtroppo non è stato possibile, ma li tiene sempre fra appunto i prodotti che devono essere valorizzati. Prodotto di nicchia che deve trovare una collocazione particolare e lavoreremo assieme ai produttori e agli organizzatori per far sì che questo avvenga. Stiamo raccogliendo qualità nella produzione di quest'anno. Le temperature fresche e il clima di questi giorni ci permettono di raccogliere un prodotto fresco eccezionale sotto ogni punto di vista. Stiamo cercando la nostra produzione di associarla alla ristorazione, all'eccellenza della ristorazione. Non vogliamo affrontare il grande mercato, ma affrontare un consumatore che è attento e intelligente, che sa cogliere quali sono le qualità del prodotto fresco. Noi puntiamo a questa produzione, ripeto, e vogliamo avere un rapporto diretto con il consumatore. Noi ci auguriamo che tante persone ci vengano a visitare, perché comunque lo meritiamo noi che stiamo lavorando tantissimo, ma lo merita soprattutto le persone che si dedicano a questa iniziativa con tante proposte, e sono tutte quante da vedere e da assaporare attraverso le proposte in piazza di tanti ristoranti dei nostri colli e soprattutto dal nostro stand gastronomico. Questa è la festa dei collaboratori. La festa inizierà venerdì 22 maggio fino al 27 maggio. Vedrà in Baone passare moltissima gente, stimiamo più o meno 10.000 persone dovranno passare, forse anche più. Quest'anno si caratterizza per un'ottima stagione per i Bisi. Questa è una manifestazione che si può definire 2.0, nel senso che oltre ad avere chiaramente un ottimo approccio con il pubblico da un punto di vista di manifestazione vera e propria, c'è anche tutto un apparato organico che si crea nel sito internet, quindi c'è stato un approccio veramente importante e innovativo per quanto riguarda una fiera e una festa, e quindi la creatività si incrocia non solo in cucina ma anche da un punto di vista didattico e interattivo.